Abbiamo al telefono anche Gaetano che ieri ha partecipato a una delle conversazioni ai fornelli. Gaetano, buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno. Sei tornato nella natia Sicilia? Sì, sono rientrato a Siracusa, dopo 4 giorni sono stato prima per motivi di lavoro in una fiera del settore enogastronomico lì a Milano per il caffè e poi sei stato con noi per fare un salto lì a Casa Barilla, non ho perso tempo per partecipare. Allora Gaetano, dici con quale ricetta hai partecipato ai nostri dialoghi ai fornelli, e con questa ricetta hai anche vinto la piccola sfida che si tiene a ogni ora. Sì. Vai. Sì, difatti era durante per il tema benessere e gusto, quindi avevo a disposizione la pasta integrale, ho usato le mezze penne rigate e le ho condite con le acciughe sciolte nell'olio caldo insieme all'aglio, e dopodiché ho aggiunto i gamberi che c'erano a disposizione, calamari e cozze, e ho tagliato i pomodorini ciliegino, quindi della nostra terra, un connobio, ho portato lì in Lombardia, lì a Milano. E dopodiché ho messo anche del peperoncino tagliato a pezzettini. Perché Gaetano, perdonami, non sono solo i messicani, diciamoglielo, anche noi. Oltretutto ho rifatto la ricetta perché la prima volta mi era venuto un po' più leggero col peperoncino, e mi hanno detto è un po' leggero, poi dopo questo detto dai milanesi, quindi nella versione un pochettino più forte l'ho aggiunto un pochettino di più. Comunque poi dopo ho utilizzato come sistema di cottura quella risottata, ho fatto scendere, ho sceso le mezze penne rigate un attimo prima della cottura in maniera tale che si saporisca bene, e poi l'hai finita direttamente nel sugo aggiungendo un po' d'acqua. Va bene, Gaetano. Sì. Ho aggiunto anche la mentuccia bella fresca, tritata, in maniera tale questo tocco di Mediterraneo. Grazie Gaetano, complimenti, buon lavoro e bocca al lupo per tutto. Ciao. Ci vediamo all'edizione di Catania. Va bene, anche perché è vero, nella seconda parte del tour di Casa Barilla toccheremo anche alcune città del sud.